Lotta, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, per essere qui con noi, insomma, in un momento ai noi così delicato e così triste. Alla base dell'incontro c'è un po' l'idea che il futuro del Delta del Po passa dal PNRR, dal Sistema Nazionale delle Aree Interne, da riconoscimenti ambientali come il MAB UNESCO e anche dalla cooperazione costiera. Per questo cercheremo di tradurre gli stimoli provenienti dai nostri invitati in occasioni di sviluppo sostenibile per il Delta del Po. L'evento è organizzato da un coordinamento provinciale del Partito Democratico e grazie anche all'ospitalità del sindaco e dell'amministrazione comunale di Rosolina, sempre disponibile. Ringrazio di nuovo la Presidente Lotta, che è giunta in un momento sensibile per il nostro Paese e per l'Europa intera, tra l'altro dopo impegni importantissimi come la Convention delle Nazioni Unite a New York, come Convention sugli oceani a Brest. Conto del valore ecosistemico, cioè non ci rendiamo conto, io lo dico per l'accusa alla politica, quindi è una assunzione di responsabilità che condividiamo con tanti altri paesi, purtroppo, che seppure siamo immersi nell'acqua, attraversati dall'acqua, poca attenzione finora e tanta attenzione invece deve essere data, non lo dicono solo le direttive europee, lo dicono le risorse che devono essere spese, ma non ci rendiamo conto appunto del valore ecosistemico. Se ci pensiamo, i mari, anche il nostro mare Adriatico, sono le prime sentinelle, i primi termometri che ci dicono quanto il pianeta sia malato, con i loro cambiamenti, il loro abbassamento, il loro aumento di temperatura, il loro diminuzione di livelli, e in realtà sono parte invece importante della restituzione, per esempio, della lotta che abbiamo rispetto alla CO2 e dell'assorbimento della CO2, e quindi tanta parte del lavoro e tante risorse, come discuteremo penso stasera, verranno proprio investite su questo. Io credo anche risorse importanti e forse anche inedite per tutto il Po e anche il vostro territorio. Sulle scelte del futuro certamente noi dobbiamo, anche in questo senso l'Europa dovrebbe pensare a acquisti e anche immagazzinamenti comuni, approvvigionamenti comuni per quanto riguarda il prezzo, per quanto riguarda le politiche energetiche che dovremo fare, perché non è il singolo Stato che può contrattare. Ha detto molto bene anche oggi il Presidente Draghi sul fatto che sicuramente le politiche che ci hanno portato fin qui hanno avuto un po' il respiro corto, lo vediamo oggi che siamo dipendenti, che abbiamo raddoppiato la nostra dipendenza in termini di approvvigionamento gas dalla Russia, siamo oltre il 37%, abbiamo differenziato, ma abbiamo differenziato troppo poco le nostre fonti di approvvigionamento, e questo è un problema, non è un problema oggi, è un problema in generale, perché non si può dipendere solo da una parte. Abbiamo un problema perché non abbiamo sviluppato abbastanza invece l'autonomia energetica, per quanto possiamo fare. E io quando penso all'energia penso a ieri, oggi, domani, come dobbiamo leggerlo, perché una lettura che si fa, diciamo, dal mio punto di vista superficiale o interessata nel caso di alcuni commentatori, è che noi paghiamo più alta energia perché è il costo della transizione ecologica. Ecco, invece dobbiamo mettere bene in ordine gli addendi. Abbiamo fatto delle scelte, sono state fatte delle scelte nel passato in questo Paese, che non servono a dire se abbiamo fatto bene o male, sono state scelte che, penso ai referendum sul nucleare, sulle quali voglio dire la mia opinione forse conta poco. Io penso che oggi non abbia senso parlare di nucleare nel nostro Paese perché non ci risolverebbe il tema di oggi. Voglio anche però dire che sul nucleare il nostro Paese con Enea, che è un'azienda completamente statale, nazionale, continua a fare ricerche, quindi noi non siamo chiusi alla ricerca sul nucleare, perché Enea compartecipa al nucleare, a ricerche sul nucleare di futura generazione. Ma ben due referendum nel nostro Paese hanno sancito appunto che noi non volevamo più centrale nucleare. Piuttosto, oggi ancora noi abbiamo le nostre scorie, quelle di 30 anni fa, che noi abbiamo affidato a Francia e Gran Bretagna. Il tempo dell'alloggio, dell'affitto è scaduto, ce le vogliono dare indietro, ma non da oggi, dal 2017 che ci dicono prego ve lo ritorniamo, e il nostro Paese per la sindrome NIMBY da cui è afflitto
non vuole costruire da nessuna parte un deposito super sicuro che l'amministrazione ospitante avrà parecchi milioni di indennizzo, evidentemente un deposito super sicuro di quelle scorie nucleari. Questo per dire che cosa? Che le scelte di ieri, oppure le scelte in termini di gas, e ripeto non sto parlando della vostra zona perché io credo che quando pensiamo all'estrazione di gas dobbiamo pensare dove, come, con grandi appunto indagini, capendo anche le conseguenze, capendo quindi il trade-off dell'equilibrio, perché non è che un giorno possiamo piangere se quale terre vanno sotto, se Venezia viene sommersa e poi dire dappertutto nell'Adriatico dall'altra parte si fa, allora perché di qua no. Quindi bisogna essere attenti. Ma ieri, le scelte di ieri, guardandole con gli occhi di chi ha potuto vedere le conseguenze, dovrebbero esserci di monito di non compiere gli stessi errori, e non mi riferisco al merito delle scelte, mi riferisco al tempo delle scelte. Aver dato la responsabilità, che lo giudico positivo, e anche la possibilità ai sindaci di candidarsi ai vari bandi dei progetti, ma senza un'adeguata infrastruttura intermedia, e che quindi aiuti il livello del sindaco, e certamente non saranno invitati e non saranno certamente CDP a potervi aiutare. Allora questo tema è un tema talmente diffuso e talmente condiviso, ne parlavo l'altra sera con il direttore di Svimez e qualche tempo fa anche con Antonio De Caro, che è presidente dell'ANCI. Bisogna trovare immediatamente una risposta, perché altrimenti non riuscirete a partecipare e saranno delle occasioni perdute, quindi con anche la frustrazione di dire so cosa chiedere, so cosa ha bisogno il mio territorio, mi sono impegnata a vedere i bandi, già rincorrere i bandi, no? È una roba con tutte le scadenze diverse, lo so, con tutti i ministeri con le scadenze diverse, quindi io penso che almeno questo è, e non basteranno le assunzioni che sono previste, che sono state previste, perché non sarà così. È talmente tanto attenzionato anche a livelli alti il tema, che io penso che ci sarà qualcosa, perché appunto il tempo è poco, del 2026, e quindi e gli interventi sono molti. Vado velocemente, sia una politica energetica di lungo corso da fare, con tutte le condivisioni, mi sento di condividere tutti gli interventi, la questione della prospettiva, che non riguarda appunto solo il settore di cui ha parlato il direttore, cioè la pesca. La prospettiva è quella che deve guidarci, e sapere cosa e dove possiamo, diceva Angelo bene, cosa e dove possiamo fare, perché non si può fare tutto dappertutto. In questo senso l'eolico è molto, ma anche mentre il gas c'è da tante parti, ma non ha gli stessi effetti da tutto, e quindi bisogna studiare dal punto di vista geologico e geologico marino. Quindi rinaturazione da un lato, quantità di risorse, tra finalmente riconoscimento del parco culturale, quindi il fatto che sia uno dei 14 siti nazionali dal punto di vista della cultura, che saranno investiti 55 milioni, che hanno visto insieme la convenzione le due regioni, per dire finalmente il delta diventi la Camargue, che lo sentiamo da quando siamo nati. Purtroppo se ci sono le vie d'acqua che invece sono percorribili e finanziabili, lo dico non perché non ce ne sia bisogno, e lo avverto anche venendo qui, alle volte io sono venuta da Venezia, stasera, oggi dalla Transpolesana. Il PNRR non finanzia strade, non un centimetro di asfalto, solo ferrovia, solo piste ciclabili. Però c'è un altro aspetto, ovviamente libera delle risorse le risorse ordinarie, quindi tutti quei soldi che noi spendevamo per le strade, ecco, il PNRR non finanzia assolutamente quelle, ma si liberano altre risorse. L'Italia è il primo paese che ha ricevuto, è la grande occasione che il paese ha per riformarsi, non solo e non tanto, ovviamente le risorse sono per riformarsi con la transizione energetica ed ecologica, ma per gettare le basi di un futuro dove ci sia convivenza tra ambiente, quindi natura, e lavoro, uomo, e questo io credo che sia possibile naturalmente al legislatore di creare quegli ammortizzatori, non solo sociali, in generale gli ammortizzatori della transizione
che non sarà facile ma non può essere ingiusta, e questo dovrà essere un'altra dei drive che ci accompagnano. Quindi buon lavoro a tutti noi, direi grazie per questa serata, grazie a Francesco per averla pensata e organizzata, e sono con voi, ecco, quindi